Vi saluto tutti cari fratelli e sorelle. In occasione di questo Natale del 2024 riprendo alcune riflessioni che ho proposto anche sul settimanale diocesano L'Azione, partendo dalla constatazione da più organi di stampa che ha osservato come il popolo italiano sia caratterizzato in questo momento da una situazione di stanchezza, di spossatezza che per certi aspetti si nota anche guardandosi attorno. C'è infatti un atteggiamento di poca fiducia, di pessimismo, quasi di rassegnazione. Ebbene, io credo che il Natale non sia un'occasione artificiale per riempire di cose nuove la nostra vita, ma sia l'occasione per ripensare il momento in cui noi viviamo, le fatiche e le prove che stiamo attraversando, partendo da una visione di speranza, la nascita, o meglio il ricordo, la memoria della nascita di Gesù, Dio che si fa uomo, che si fa bambino inerme per presentarci il suo affetto, il suo amore, la sua misericordia, è fonte e sorgente continua di speranza. Se Dio ha avuto fiducia dell'uomo, se Dio non si è stancato dell'umanità, se Dio si è preso cura di ogni uomo e di tutti gli uomini, vuol dire che Dio ha fiducia di noi, che Dio non ha perso la speranza nel genere umano. E questo diventa anche per noi uno stimolo, un motivo di fiducia, un motivo di slancio per riprendere le motivazioni della speranza e concretamente porre segni di speranza nella nostra vita. Il giubileo che cominceremo fra pochi giorni è intitolato Pellegrini di Speranza. Nel nostro piano pastorale, la lettera pastorale che ho scritto, comincia dicendo essere seminatori di speranza. Come potremo essere pellegrini di speranza? Come potremo essere seminatori di speranza se non attingiamo dal Signore Gesù che viene a condividere la nostra vita le ragioni della speranza, le sorgenti continue della speranza? Ecco, io faccio questo grande augurio a tutti voi, cari fratelli e sorelle, a me stesso anzitutto. Rinnoviamo le ragioni della nostra speranza contemplando quel bambino nato per noi a Betlemme, fissando i nostri occhi sul Verbo fatto carne, concretamente su quel bambino, noi sapremo ritrovare fiducia e speranza. Questo ce lo promette il Signore ed è il dono che invochiamo per tutti in questo Natale. Buon Natale, cari fratelli e sorelle, in particolare a quelli che vivono momenti di prova, di tribolazione, ai bambini, ai giovani che a volte sono caratterizzati da poca speranza. Buon Natale, Natale di speranza.